Buongiorno. Buongiorno. Sono il commissario Bertone, c'è il presidente. La sta aspettando, la prega di scusarlo, c'è la televisione, prego. Grazie. In fondo alle scale. Sulla sempre più violenta ondata di crimini che sta investendo il nostro paese, abbiamo voluto raccogliere il parere di un esperto di fama internazionale, un uomo che allo studio del crimine ha dedicato la sua vita, l'ex questore commendator Stolfi. Lei permette che io prenda un libro? Si immagini. Pinocchio. I telespettatori si domanderanno cosa c'entra Pinocchio. Invece c'entra e come. Ecco, ora le spiego. Il povero Pinocchio, pur non avendo fatto nulla di male, viene rinchiuso in prigione nella città di Acchiappacitrulli, quando l'imperatore ordina un'amnistia, che tutti i malandrini escano dalle carceri. Allora il povero Pinocchio dice al carceriere che se escono di prigione gli altri, naturalmente vuole uscire anche lui. Tu no, rispose il carceriere, tu no, tu non puoi uscire. Tu non sei un malandrino. Oh, no, domando scusa, replicò Pinocchio. Lei si sbaglia, sono anch'io un malandrino. Tante scuse, disse il carceriere. In questo caso sei libero di andare. E con una grande scappellata gli aprì le porte e lo lasciò uscire. Lei potrebbe suggerire qualche rimedio all'attuale dilagare di rapine, omicidi, sequestri? Mio caro amico, per questo problema ci sono fin troppe soluzioni proposte da psichiatri, sociologi e una continua tavola rotonda sulla delinquenza. È mio modesto parere che la cosa più importante è di fare riacquistare ai cittadini fiducia nella giustizia. Ho visto i vantaggi di essere in pensione, si può dire veramente quello che si pensa. Beh, sì, certo. Però, vede, io l'ho chiamata perché le sono affezionato. Al processo Bettarini, lei è stato un po' violento, anche se quella soluzione... Allora stiamo zitti. I delinquenti escono di galera e noi stiamo zitti. Bertone, lei il suo dovere l'ha fatto. Lei Bettarini lo ha arrestato. Però non si faccia inutilmente dei nemici fra i giudici. Mi dai un fiammifero? Bravo. Ma di un po', quanto guadagni al mese? Firma qui. Dottore, ci sono i giornalisti, li faccio entrare. C'è Bettarini qui. Eccolo là. Allora, Bettarini, finalmente sei libero. Dimmi qualcosa, Bettarini, così ti metto prima pagina. Scattami anche l'avvocato, poi porta subito al giornale. E adesso puoi andare, sei libero. Dai, Bettarini, ci fai una No, il mio cliente non ha assolutamente niente da dichiarare, e io nemmeno. Per noi hanno parlato i giudici stamattina con la sentenza di assoluzione. Per insufficienza di prove. Sì, va bene. Ma ci batteremo per la soluzione piena. Vogliamo completa soddisfazione. Allora, avvocato, lei fa la ricorso. Comunque lei, avvocato, ha già ottenuto... Bella batosta per la polizia, la soluzione di Bettarini. Commissario, ce la fa una dichiarazione? Io non sono il capo dell'omicidi. Il capo dell'omicidi è Bertone. Lo domandi a lui. Bettarini, allora ce la rilasci una bella Ma dichiarazione? che volete che vi dica? Confermo quanto detto al processo. Io non c'entro nulla con la rapina della fotomeccanica e tantomeno ho fatto fuori il guardiano. Questo è tutto. Mi pare. Dottor Bertone, lei ha qualcosa da dire sulla sentenza con la quale hanno assolto il Bettarini? Sì.
Scrivete pure che il guardiano della fotomeccanica era padre di 4 figli e che stamattina l'hanno assassinato un'altra volta. Beh, questo non lo scrivere. Bertone è già abbastanza nei guai. Rapina a Piazza dei Fornari, a tutte le macchine del primo distretto. Si tratta di 2 individui su motocicletta. Pericolosi, armati, hanno ucciso 2 persone. Attenzione. Dottor Bertone, come mai vi sono scappati? E perché gli agenti al posto di blocco non hanno sparato? I miei uomini non si sentono più di sparare. Ogni volta che hanno la disgrazia di colpire un delinquente, scoppia subito una grana. E i primi a farla scoppiare siete proprio voi giornalisti. Ma quelli erano 2 rapinatori assassini. Nessuno avrebbe trovato da ridire. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai. O quando buttate gli anarchici dalla finestra. Sul caso Pinelli c'è un procedimento in corso e se qualcuno deve pagare, pagherà. Figurati. Ricordatevi piuttosto del caso del bandito Cinino. Evidentemente non si trattava né di uno studente né di un operaio. Eppure poco c'è mancato che aprissero un'inchiesta sul capitano Valente, perché aveva sparato al poverino. Dottor Bertone, parliamoci chiaro. In città la gente è terrorizzata, non si sente protetta. Riceviamo valanghe di lettere di protesta che ci domandano che fa la polizia per difenderci da questa delinquenza scatenata. La gente non si sente protetta dalla polizia. È vero, lo so. Ma neanche noi ci sentiamo protetti da chi ci dovrebbe coprire le spalle. Ce l'abbiamo tutti contro con il fucile spianato, tutti. Giudici, giornali, partiti.
A volte sembra che i delinquenti siamo noi. Bertone, nessuno dice che sia colpa tua, ma dimmi un po'. Solo quest'anno in questa città quanta gente è stata ammazzata? Troppa, lo so. Ma tu sai anche che di assassini ne ho messi al fresco parecchi. E ci metterò anche questi, almeno spero. Passaggio. Ma chi sei? Scendi subito, se no chiamo la guardia. Tu chiami nessuno. Va bene, verde parti, hai capito? Dai, che verde. Vai. Ma che sei matto? Dai. Vai. Ma se vecchio volete venire? Ma me volete sapere, non ho fatto niente, va bene. Ma che volete fare? Ma che sei, ragazzi? Siete bene? Ma Senti, avverti che sono arrivati fermati per la rapina di Piazza dei Fornari. Fate scendere i testimoni per il confronto. Silenzio! Silenzio! Nome e cognome. Allora. Sartano. Via il cappello e non si fuma. Scoccelletti Italo. Ti piace sfottere, eh? In arte sartana, beh? Che ci fai con questo? Ci porto a spasso il cagnolino. Senti! Oh, io sono censurato, sai, è la prima volta che metto piede qua dentro, eh? E queste cicatrici? E so cascare su un cespuglio di rosa. Fatemi sci, pago le tasse io! Non potete trattenere liberi i cittadini! Noi abbiamo dei diritti e se non mi fate parlare con il mio avvocato, e denuncio! Vogliono uscire? Benissimo allora. Tutti in libertà, forza! Via, fuori di qui, dal primo all'ultimo! Scusi, dottore, ma dobbiamo controllare ancora i documenti. Li abbiamo portati adesso. Chi è che comanda qua dentro? Hai sentito gli ordini, sì o no? Metti tutti questi galantuomini fuori di qui! Ma che è successo? È successo che hanno carcerato quelli di Piazza dei Fornari. Indietro, indietro, ho detto! Calma, signori, non peggioriamo la situazione! Fermi qua, tutti fissi. Eccoli lì! Sono loro, maledetti assassini! Ma che? Avanti, uscite! Uscite! Andate fuori! Perché non fate il buone adesso? Forza, avete sentito? Allora, cosa aspettate ad uscire? Su, in libertà, avanti! Via! Via adesso! Tipo di voi che fiata e gli rompo le ossa! Forza, dentro! Facciamo da soli, ci Ma andiamo, sapevo benissimo che nessuno di quei signorini avrebbe avuto il coraggio di uscire. E se qualcuno l'avesse fatto, c'eravamo lì noi, no? Perché se non lo sai, tra i nostri compiti c'è anche quello di proteggere quelle canaglie da eventuali linciaggi, magari a nostro rischio e pericolo. Cominciamo con la canzone dei rischi che devono correre quei poverini dei tuoi uomini. Ma di un po', quando si sono arruolati cosa pensavano di fare? Le bambinaie? La tua è deformazione professionale. Ma dai! Sì, uno della polizia è un santo. È un ragazzo che magari ruba un mandarino, è un criminale. Ma nessuno dice che siamo dei santi, su. I poliziotti sono uomini come tutti gli altri, eh.
e quando scendono in piazza se la fanno sotto come tutti gli altri. A me piacerebbe che tu riuscissi a capire che anche un malvivente è un uomo. Criminali non si nasce, si diventa. In una società ingiusta come la nostra non c'è da stupirsi che ci siano tanti delinquenti, casomai c'è da stupirsi che ci sia ancora tanta gente per bene. Perbacco. Ma lo sai che a sentirti parlare sembra di leggere un giornale? Ogni tua frase è come un titolo su 4 colonne. Cos'è, deformazione professionale? Non scherzare, testone. Quelle che dico sono cose serie. Ecco, brave, le cose serie finiscono sempre con rovinare la cena. Vogliamo pensare a qualcos'altro? Certe volte ti prenderei a schiaffi. Articolo 336 del Codice Penale. Violenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Ma adesso non sei in servizio. Ah, giusto. A che cosa stai pensando? Stavo cercando di mettermi nei panni di quei due ai quali diamo la caccia. Nella gioielleria non hanno trovato soldi. E senza soldi è difficile nascondersi. D'altra parte la malavita ti aiuta soltanto se puoi pagare. Se no ti pianta. E qualche volta magari ti fa anche la spiata. Devo avere un fascino tremendo. Ma di un po', mi stai portando a casa o sei di pattuglia? Cosa? Ah, sì. Ah, sì, scusami. Ecco, siamo quasi arrivati. Ah, eccoci qua. Scusa. Sì? Qui sala operativa. Bertone, mi senti? Sì, sono Bertone, dimmi. Sono Santalamente. Guarda che si è presentato un vigile. Forse ha visto uno dei rapinatori. Ricevuto. Vabbè, tenetelo lì, vengo subito. Sandra, accidenti, vedi, siccome purtroppo hanno... Ricevuto. Scusami. Se c'è qualcosa di nuovo mi chiami più tardi. D'accordo. Ciao. Sandra, dispiace più a me. Vai, testone. Allora, com'è che hai aspettato tutto questo tempo? Aveva paura di disturbare. L'hai visto? Dottore, io non so se era lui. Avevo notato la ragazza perché era carina. Anzi, mi sono domandato che cosa ci faceva con quel capellone. Ma quello ha preso e è entrato tranquillo dentro la macchina. Mi era sembrato che non ci fosse niente di strano. Ma poi però si sono messi a litigare, discutevano e io c'avevo il traffico, la polizia. Stamattina era a macello. Sì, vabbè, avanti. E niente, allora mi sono sospettito e mi sono scritto il numero della macchina. Comunque avete fatto controllare questa targa? Dottore, Sì, lo stiamo facendo. Il signor Questore lavora al telefono. Sì, grazie. Vieni con me. Gli identikit, capo. Hanno fatto un capolavoro, Mai visto prendere nessuno con gli identikit. Abbiamo 10 testimoni e 10 descrizioni diverse. Comunque fanne fare delle copie, distribuiscile a tutti. Danne anche ai giornalisti. Agli ordini, signor Questore. No, abbiamo soltanto una traccia che stiamo seguendo. Va bene, se avrò qualcosa di più preciso la terrò informata. Buonanotte. Capo, perché la targa c'è qualcosa. Il commissariato di Monteverde ha ricevuto una denuncia. Sulla macchina, una Mini Morris grigia, c'era una ragazza di 18 anni che dalle 12 di stamattina non è tornata a casa. Si chiama Anna Maria Sprovieri. Bene, andate subito a casa sua e prendetevi delle fotografie, tutte quelle che hanno. Benissimo. Poi richiamate quel fesso del vigile e vedete se la riconosce. Il tutto senza alzare un filo di polvere, Sì, signore. chiaro? Bertone, Sì. c'è ancora una cosa che bisogna discutere. Cioè? Se troviamo quello che ha la ragazza, che facciamo? Spariamo? Prima bisogna trovarlo. Sì, ma mettiamo il caso. Santalamenti, è inutile nascondercelo, la ragazza è nei guai e noi pure. Ti immagini quello che succede se ci lascia la pelle? Che fai? Lasciami andare! Alzati. Non ce la faccio più! Zitta. Zitta, capito? Cammina. Lasciami andare, mi sento male. Ti prego. Sta zitta. Ma si può sapere che vuoi da me? No! Per favore, fammi tornare a casa. Casa? Ma allora non hai capito niente. Ah, voglia prima che torni a casa. I miei saranno impazziti a quest'ora. Ma vuoi finire con sta lagna? Guarda che non mi fai né caldo né freddo. Io sono pure stanco. Voglio dormire. Sali.
Sali! Ma che hai fatto? Perché scappi? Spogliati. E non spinga, eh? Avanti. Una copia la mandi alla procura. Oh, guarda, guarda chi si vede. L'abbiamo beccato alla stazione, dottor. Guardi che ci aveva addosso. Benone. Una 6,35. Ma non è la mia. Ah sì, l'avevi in tasca e non è la tua. Perché non potrebbero avercela messa? Tanto non sarebbe neppure la prima volta. Lo sai con che arma hanno fatto fuori quei due di Piazza dei Fornari? Io no, Con una 6,35. Oh bella, guarda che combinazione. E allora? Fai lo spiritoso. Le do un consiglio d'amico, ci vada piano. Io Piazza dei Fornari non lo conosco neppure. Ah, non la conosci? Ma la vostra è una mania. Appena mi vedete, Bettarini, stai spacciato. Ma è una volta che mi diate il buongiorno. Volete fare un'altra brutta figura? Sono qui, accomodatevi. Mettetelo sotto e portate l'arma in laboratorio. Andiamo. Questa volta Bettarini non c'entra. Quello di Piazza dei Fornari è un ragazzino, un cappellone. E poi non dimenticare che le prime schede che abbiamo mostrato ai testimoni erano quelle dei rapinatori abituali. Nessuno ha riconosciuto Bettarini. Il dottore comincia la musica, quello vuole l'avvocato. Dagli una botta in testa, altro che No, avvocato. calma. Bertone, quello è John. Figuriamoci se viene un rompepalle d'avvocato a dargli l'imbeccata. Se te lamenti la legge non l'hai fatta tu e nemmeno io. Comunque c'è. Va bene, chiamagli l'avvocato. Vuoi l'elenco o lo sai a memoria il numero dell'avvocato? Io lo so a memoria. Signorina, sono Bettarini. Mi passa urgente? Urgente, l'avvocato Armadio. Buono quello. Avvocato, mi hanno arrestato un'altra volta. Ah, e per che cosa? E non so, alludono alla rapina di Piazza dei Fornari. E poi dicono... No, e poi dicono che mi hanno trovato in tasca una pistola. Dicono. Certo. Dice che scherzate. E mica è vero che scherzate, è vero? Maiali! Budelli! Ma basta l'avvocato! Ma cosa fate? E lasciatelo, idioti! Non capite che è proprio quello che vuole! Siete caduti in trappola come degli stronzi. Ce l'hai fatto un'altra volta tu, Che fa, picchi anche lei? Il referto medico parla di frattura del setto nasale, di inclinatura della sesta, settima e ottava costola, ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, vasti ematomi su tutto il corpo. Signor procuratore, massacrato, con la scusa che è stato lui a cominciare. Le ho già detto come sono andati i fatti, signor procuratore. Sì, ma per fortuna non siamo più ai tempi in cui bastava la parola di un qualsiasi piantone di questura per farci scappare un ergastolo. Già. Oggi, infatti, basta la parola di un pregiudicato. Signori, vi prego, niente polemiche. L'avvocato ha presentato regolare denuncia contro di lei. Bettarini sostiene di essere stato seviziato. È una calunnia ignobile da parte di un individuo ignobile. Il dottor Bertone ha un fatto personale contro il mio cliente. Per Dio, avvocato, se lei non la piace... Bertone! Mi scusi. Avvocato, con lei ci siamo detti tutto. Sì, e per l'istanza di libertà provvisoria? Non corriamo. Il Bettarini girava armato. Sì, ma la perizia ha dimostrato che non si trattava dell'arma del delitto. Avvocato, ho tutti gli elementi per vagliare la posizione del suo cliente. Quando avrò deciso, le farò sapere. Va bene. Arrivederci. Va bene, dottor Ricciuti, grazie. Ossequi. Ossequi. Lei si prepara a incriminarmi? La denuncia del Bettarini mi lascia poca scelta.
Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Moderi i termini, commissario. Siamo al Palazzo di Giustizia. Quale giustizia? Quella che ha assolto Bettarini quando tutti sanno che è colpevole? Lei non ha mai dubbi, Bertone? M'ha già chiamato perché mi iscriva al circolo. Bertone, lei non è ancora fuori dalla polizia. Beh, siamo lì, non ha letto i giornali? Sì, certo, sto seguendo le sue vicende con grande interesse. È per questo che ho voluto vederla, perché credo di poterle essere utile. Almeno spero. Io la ringrazio, commendatore, ma non vedo come. Io Corricciuti non lo conosco, ma ho ancora degli amici tra i magistrati. Senta un po', ma in questa storia delle sevizie al Bettarini, che c'è di vero? Beh, Bettarini è un delinquente, le sue accuse sono in malafede, gliel'assicuro. Capisco che lei sia preoccupato. Sono stato sotto inchiesta anch'io quando ero questore, se questo può consolarla. E poi è un fatto anche di stanchezza ormai, non ho più fiducia. Il lavoro di polizia giudiziaria è diventato una farsa. Abbiamo le mani legate. I delinquenti ci prendono per il sedere e i giornalisti ci inzuppano il pane. Senta, accetti il mio consiglio. Vi dia retta, vada per la sua strada e li lasci fare. Non bisogna mai lasciarsi mettere sotto dai giornali. Contrattacchi. Beh, infatti ho in mente una conferenza stampa a modo mio. Bertone, ci stai prendendo in giro. Ma che è sta storia di tenere una conferenza stampa su un torpedone? Ma non hai capito. Ci portano tutti dentro. Statemi bene a sentire. Roma di notte la conoscete tutti. Ma credo che nessuno la conosca come me, che faccio il poliziotto in questa città da 25 anni. Ecco, voglio farvi vedere come lavora la polizia oggi. Bertone, ma che sei messo a fare? Le pubbliche relazioni per la questura? Freddo stasera. Stasera non si scaglia niente. Saporito, visto che sei lì non puoi far nulla, prega quei due di salire un momento, va. Subito, dottore. Oh, adesso vi spiego come vanno le cose oggi in quella che è definita la più antica professione del mondo. Questa è Ines, detta anche la fanciulla del West. Passeggiavo, commissario. Sì, lo so, passeggiavi, sì. Dunque, questa vela di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. E se non viene pescata proprio nel momento in cui sta per adescare un cliente, può fare quante marchette vuole. Almeno fino al momento in cui non sarà ammazzata. Dunque è libera di battere, ma non è libera di smettere di battere. Se questa povera disgraziata si mettesse in mente di cambiare mestiere, o peggio ancora, di denunciare il suo sfruttatore, beh, noi della squadra omicidi la troveremo senz'altro con la gola squarciata o con il cranio sfondato. Però è protetta dalla legge. Il suo protettore, invece, è protetto dalle nuove norme di legge di pubblica sicurezza. Soltanto il magistrato può decidere se mandarlo al confino o no, ma il magistrato non decide, o perlomeno non può decidere, a meno che la ragazza non lo denunci per sfruttamento, ma questo sapete già che non può avvenire. Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, ma di passare da un casino all'altro. E in questo caso il Papa era lo Stato, o magari la polizia. Nessuno ha detto che le cose andavano meglio prima. Quello che è certo è che oggi la prostituzione è un po' la banca della malavita. Si parla di un giro d'affari, passatemi il termine, di circa 350 miliardi l'anno. Ora voi sapete che per organizzare una rapina o un colpo ci vuole del denaro. E le rapine il più delle volte provocano degli omicidi. Ma purtroppo non possiamo colpire questi delitti alla fonte proprio perché non possiamo fare nulla, o quasi, contro la prostituzione e il suo sfruttamento. Ecco, questo è tutto. Va bene, Ines. Puoi andare. Ciao. Ha finito? Sì, che ho finito, scendi. Proseguiamo. di tua madre! Io già mi sento una pizzolata, io dici mia turisti, bailando, si lavora stasera! Vedi che maschio! Cocco! Ci siamo imbarazzo stasera! Sì, dico a te, principessa, vieni su un momentino. Sali. per lei! Ma lascia perdere, che questo qui è mio, no? E adesso osservate un po' questo bel campione. Lo chiamano la principessa, ma il suo vero nome è Otello Palumbo. Certo, molti si scandalizzano. E anche a me, francamente, certi spettacoli danno il volto a stomaco. Ah, ci risiamo. E scrivono anche ai giornali
chiedendosi come mai la questura permette simili sconci. Bene, vi dirò io un po' la storia di questo giovanotto. Dunque, questo giovanotto si guadagna da vivere col sudore del fondo della schiena e arrotonda anche coi ricatti che fa a certi grossi personaggi che hanno simili gusti. Alle volte questi personaggi subiscono i ricatti e non dicono nulla. Altre volte invece si prendono coraggio e lo denunciano. Ma siccome questo rotto in culo... scusa, Anzi. Questo rotto in culo ha avuto, diciamo, la fortuna che una volta la buon costume l'ha beccato in flagrante con un ministro, allora minaccia sempre di tirar fuori questa storia, così le denunce spariscono, i giudici vengono promossi e i solerti funzionari rischiano di andare a finire in Sardegna. Sarebbe pure ora. Ecco qua, lo show è finito. Grazie, principessa, vai pure. Anche voi, forza. Commissario. Buonasera. Buonasera. Ma hai visto che biscio? Peccato che siamo arrivati. Ehi, ciao. Arrivederci. Corri di noi, commissario. Che dolci. Dietro quelle mura ci sono circa 2000 detenuti in attesa di giudizio. Ladri, ruffiani, bancarottieri, assassini, delatori, rapinatori e chi più ne ha più ne metta. Per assicurare ciascuno di loro alla giustizia, la polizia ha dovuto sudare le cosiddette 7 camicie. Bene, quanta di questa brava gente credete che verrà regolarmente processata e condannata? Ve lo dico io, siano al 10%. Perché i giudici, d'accordo con gli avvocati, tirano alle lunghe, in attesa della prossima amnistia, che prima o poi ci restituirà di colpo 2000 delinquenti, perfezionati e rifiniti in galera, che come sapete è l'università del delitto. Il dottor Bertone ci ha fatto fare una bella passeggiata, ma sta dimenticando qualcosa. Perché non ci racconta invece come mai la procura l'ha incriminato per sevizia ad un fermato? Beh, io ho una cosa da dirvi sulla giustizia in Italia. Scrivete pure che giudica in modo strano in fatto di sevizie. Mi incrimina dando credito a un pregiudicato, e questo è niente. Ma scarcera le suore che incatenano ai letti i bambini. Scrivetelo pure, firmato Bertone. Capo, venga a vedere che macello. Sei stato tu? E che scherziamo? E chi ha toccato? Io ho trovato per terra in questo stato. Mi ha telefonato un confidente e mi ha detto che questo sapeva qualche cosa della motocicletta. Pare che sia un traffichino. Bertone, ecco la moto. Hanno levato la targa e cancellato il numero del telaio. Se quello non parla, sa quanto ci vuole per risalire al proprietario. Va bene che nessuno tocchi niente finché non viene la scientifica per i rilievi. Va bene. Trattatemelo bene come se fosse Gesù bambino in persona. Mi serve. Piantonatelo a vista voi. Andiamo. E avvertite la procura. Buongiorno. Dunque, perché la motocicletta stava sotto un telo, nascosta? Guarda che ogni minuto che passa può costarti un anno di galera. Allora, di chi è quella moto? Ve l'ho già detto e mi avete rotto la testa. Adesso non me fregate più. Sono loro che ti hanno ridotto in quel modo? E quest'altro chi è? Sono il sostituto procuratore Ricciuti. Senta, dottor Ricciuti. Rispondi alla mia domanda. Chi ti ha fatto queste lesioni? Dottor Ricciuti, io sto indagando su un duplice omicidio e un sequestro di persona. C'è una ragazza in mano, un assassino pronto a tutto. Vuole lasciarmi lavorare, sì o no? Proceda pure, dottor Bertone. L'avverto però che andrò a fondo sul trattamento inflitto a quest'uomo. Allora, te lo chiedo per l'ultima volta. Tanto tra un'ora saprò di chi è quella moto. E ti sarai giocato la possibilità di evitare l'accusa di complicità. Con voi altri non parlo. Lo dica al giudice. La motocicletta è di un certo Mario. Mario come? Parla. Non lo so come fa di cognome. Vabbè, ma dove abita? Sulla Tuscolana, vicino al cavalcavia. Sì, ma che mestiere fa? S'arrancia. Ma sul cavalcavia è un po' troppo poco. Come faccio a trovare uno che si chiama Mario? Basta che dite quello che fa la comparsa di Veste. Lo conoscono tutti. Andiamo.
E mo con sta soffiata mi sono dato una ripulita. Allora, chi è stato a ridurti così? 2 sbirri. Quelli? No, altri 2. M'hanno menato e se ne sono andati a razzo, appena gli ho detto che gli era la moto. Però erano 2 poliziotti strani. Niente, di là non c'è nessuno. Allora, signora, dov'è Mario? Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto. Noi non l'abbiamo arrestato, signora. Quante volte glielo devo dire? Beh, che è stato è stato. Sono venuti 2 e l'hanno imbarcato. E mo che volete da noi? È chiaro che qualcuno ci ha preceduto. Prima dal meccanico e poi qui. I carabinieri. Vabbè, portala in questura, va. Ci vediamo dopo. Andiamo, signora, vi scarrozziamo gratis. E vorrei vedere. Mo paghiamo pure per andare dentro. Andiamo, andiamo. Avanti, su. Oh, e dai, metti giù le mani. Non ne sanno niente, a nessun commissariato. Allora chiedi anche ai carabinieri. Allora, chi erano quelli che l'hanno portato via? Commissario, poliziotti. Hanno detto polizia. Sono il commissario Santalamenti della Omicidi. Volevo un'informazione urgente. Tale Staderini Mario, via Tuscolano 840, l'avete arrestato voi? Staderini Mario? Sì. Un momento, controllo subito. Allora, signora, riepiloghiamo. Cerchi di ricordarsi bene. Dunque, loro hanno bussato. Hanno detto polizia, vero? La ragazzina è andata ad aprire. Dai, con sta ragazzina. Va bene, mi scusi, sì, la signorina. La signorina è andata ad aprire. D'accordo? Loro sono entrati. Niente, allora Mario ma che siete ha fatto? sicuri? E che doveva fare? Mario, No, perché è una cosa importante. Volete che facciamo un ulteriore controllo? Però hai detto di averli visti bene, no? Allora ce li puoi anche descrivere. Com'erano? Alti, bassi, magri, grassi? Nemmeno i carabinieri, che faccio? E che vuoi fare? Prova anche al nucleo investigativo della finanza. Vabbè. Fosse ricercato per roba di droga. Allora? Ma che ne so io, erano 2 tipi. Questo l'avevo capito, ma cosa hanno fatto a Mario? L'hanno picchiato? Ammazza se gli hanno menato. Capo, ho trovato la fotografia. La fotografia dello Staderini. Sì. E lui? è lui, sì. Guarda un po'. Tra poco avrà finito di fare il buffone. Il capogruppo delle comparse che mi ha rimediato la fotografia lo conosce bene. Si è sbottonato e mi ha fatto il quadretto. Dunque, questo Mario è uno specialista nello scippo, perciò non lo fanno più lavorare nei film. La sorellina fa Marchetto e la madre l'amministra. Le belle famiglie italiane. Va bene, mandale pure a casa. Allora fanne fare 1000 copie, distribuzione generale compresa la stampa. E fai il controllo con i testimoni oculari della rapina. Sì. Santalamenti. Cosa ne pensi tu? Si comincia a marciare, finalmente. Sì. Se non ci fosse qualcuno che marcia meglio di noi. Ma se può sapendo, cacchio, mi state portando? Ma che sei, dalla squadra sordomuti? Ma dove portare? Oh, voglio l'avvocato! Avete capito? L'avvocato! Giù le mani! Oh. E che davvero voi credete di farmi paura con tutte queste stronzate? Ora, se vuoi, puoi dire una preghiera. Ma che state a fare? Ma che mi fate? Che mi volete fare? No, non mi ammazzate! No! No! Ecco qua.
regolamento di conti in piena regola. Devono avere sparato in 5 o 6 con delle pistole calibro 9 lungo. Sembrerebbe un'esecuzione in piena regola, come una volta. Lei sarebbe un nostalgico della pena capitale? Ah, io mi occupo solo dei delitti. Le pene non mi riguardano. Ma, scusi, lo ricorderà anche lei? Ma qualcuno ultimamente in Italia si è dichiarato favorevole al ripristino della pena di morte. Lei ha un'idea precisa, commissario? No, niente di preciso, soltanto vaga, ma certo che tutto questo puzza molto di fanatismo. Beh, sarebbe una spiegazione almeno fantasiosa. Forse quel poveraccio si preparava a tradire i compagni e gli hanno chiuso la bocca. A Roma? Mi sembra strano. E poi non è nello stile della malavita romana. Ma i rilievi della polizia scientifica e il responso del medico legale sono concordi. Il gangster di Piazza dei Fornari è stato ucciso a Lungotevere da un vero e proprio plotone di esecuzione. Si spera comunque che il rinvenimento del cadavere possa fornire una traccia utile all'identificazione dell'altro rapinatore e assassino, il quale è sempre nascosto e tiene in ostaggio la ragazza. Intanto la procura ha concesso la libertà provvisoria a Francesco Bettarini, il pregiudicato che la polizia aveva fermato dopo la rapina con una pistola in tasca. La perizia balistica lo ha infatti scagionato completamente. Come si ricorderà, il Bettarini con una recente che c'è? è stato prosciolto dall'accusa di aver assassinato il guardiano della fotomeccanica. Il Bettarini è lo stesso che ha denunciato il capo della ho capito, vabbè. Altre notizie. Vabbè. Nelle Viterbese una frana ha cagionato... Un'altra volta. Ora però una rottura di coglioni. Rendetevi conto che è una rottura di coglioni. Ma quante volte dovrò ancora dirvelo che io quel giorno in Piazza dei Fornari non c'ero? Non c'ero! Non è per Piazza dei Fornari. E che volete allora? È perché hai ammazzato il guardiano della fotomeccanica. Te ne sei scordato, forse? Ma voi vi siete scordati che sono già stato assolto 2 volte? Sentenza passata in giudicato. Lo sapete che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che uno per lo stesso delitto non è giudicabile 2 volte. Questo vuol dire. Per esempio, se adesso mi andasse di dirvi che sono stato io, voi mica potreste farmi più niente. Perché non ce lo dici allora? Vi piacerebbe di saperlo, eh? Non ci piacerebbe saperlo. Lo sappiamo. Ma che sapete? E che sapete? Ma dove siamo? Ma dove andiamo? Dove mi portate? Aiuto! Ma voi chi siete? Cosa volete farmi? No. No, no! Ma cosa ho fatto? No, no! Ma voi cosa ho fatto? Cosa ho fatto a voi? Ma quale collegamento credi che ci sia fra l'uccisione di quel Mario e quella di Bettarini? Per adesso l'unico collegamento è che tutte e 2 erano degli assassini. E, guarda caso, degli assassini sfuggiti alla giustizia. Stammi bene a sentire. Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che con i nostri sistemi democratici non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa? Proprio questo. Prende le prime 2 canaglie che si sono fatte onore nella cronaca nera di questi ultimi tempi e le fa fuori. Per dare un esempio. E per scuotere l'opinione pubblica. Sembrerebbe una vera e propria congelazione. La sede elettrica. Sei riuscito a far scoppiare la bomba. Ma non hai paura di aver preso una cantonata? I giornalisti hanno chiesto la mia opinione e io l'ho espressa. Domattina al questore, quando legge il giornale, gli piglierà un infarto. Ma quale anonima? Ma quale anticrimine? Ma dico io, come si permette di dare queste notizie? Non ne scrivono abbastanza di fesserie i giornalisti? Scusi, signor questore, ma questa è la mia opinione.
E l'ho espressa anche in sala stampa. Beato lei, Bertone, che è sempre così strafottente. Ma io che cosa gli dico al capo della polizia? Ho letto tutti i giornali, è veramente una cosa ridicola. La mafia in Sicilia, l'anonima sequestri in Sardegna. E adesso ci voleva pure l'anticrimine a Roma. Glielo spieghi lei al ministro. Prego, prego. Scusate, abbiamo poco tempo, sto partendo. Posso trattenermi soltanto qualche minuto. Lei può andare. Comunque, dico subito che il governo respinge questa storia incredibile. Anche la polizia. Però personalmente io sono preoccupato. Il problema esiste. Qua la gente ruba, ammazza, rapina. La tentazione di farsi giustizia da sé c'è in giro da tempo. Signor ministro, lei sa come stanno le cose. E sa che noi della polizia ci troviamo con le mani legate. Provi a scioglierci le mani e vedrà. E cioè? Siamo di fronte a una situazione di emergenza. Adottiamo provvedimenti di emergenza. Per esempio? Per esempio, cominciamo a sospendere alcune garanzie previste dalla legge in materia di fermi e di interrogatori. Assicuro risultati in 24 ore. La polizia un tempo aveva poteri eccezionali e rese la vita più dura ai criminali. Questo è vero. Ma ai cittadini onesti la rese addirittura impossibile. Dottor Bertone, mi dicono che lei crede veramente all'esistenza di questa organizzazione. Che l'organizzazione esista o meno, signor Ministro, la mia opinione personale è che sta per arrivare un'ondata di violenza senza precedenti. Beh, se andiamo a divertire. Sali. Ah, ma siete in 4. Guardate che vi costa di più, eh. Beh, non dico niente. Ma allora insisti, non Ma ci io siamo non ti proprio chiedo capiti, di fare sì. niente per niente. Tu sei gentile con me e io sono gentile con te, ma i soldi prima no. Ah sì? E allora io ti dico che se prima tiri fuori la grana, con me non ci sta niente da fare, capito? Oh, ma guarda un po' te. Ma guarda che io pago, sai, che bello. Oh, ma proprio brutto, ma quante volte te lo devo dire? Prima i soldi, se no non c'è più niente. Ehi, tu! Io? Vieni un po' qui. Ah, lui, buonasera, guarda. Sì, tu. Che vuoi? Ah, ti muoviti che abbiamo finito. Chi siete? Ma chi siete? La buon costume? Senta, quanto vuole per lasciarmi andare? Guardi che io posso pagare. 50.000, 100.000. Fai schifo. Come sarebbe a dire fai schifo? Ma non ho fatto mica niente di male, sa. Guardi, le assicuro, io stavo soltanto parlando con quel ragazzo quando... Buongiorno, dottore. Ciao. Ci risiamo con una pulita, eh? Va bene, basta così. Adesso copritelo.
Ho capito. L'anticrimine. Senta, Bertone, lei è il capo della squadra omicidi. Non mi dica che non sa quante prostitute sono state ammazzate a Roma dal dopoguerra a oggi. E quanti pederasti hanno fatto la stessa fine. D'accordo, ma questo terzo morto è un'altra cosa. Si ricorda quell'operaio, Pietro Nardini? Sospettato di aver ucciso una guardia di pubblica sicurezza durante uno scontro con la Celere per uno sciopero. Bene, si tratta di lui. Questo vuol dire che non siamo più nel campo della cronaca nera, ma mi pare che il quadro si stia allargando, no? Sempre nel campo delle ipotesi, senza una prova documentabile. Ma come? Va bene, ho capito. Grazie, mi scusi se l'ho disturbata. Caro Bertone, io sono d'accordo con lei. La sua teoria non è affatto campata in aria. Questa organizzazione deve esistere. E mi sembra evidente che agisce con la logica particolare di una vera e propria società segreta. Naturalmente associazioni di questo tipo, per esempio la mafia, non possono applicare pene intermedie, e cioè non possono usare mezze misure quando puniscono qualcuno. E lei capisce la ragione. Hanno un'organizzazione perfetta, ma non sono mai lo Stato. Non possono disporre di prigioni. E ciò li costringe a somministrare, come stanotte, la massima pena, la pena di morte. Sì, va bene, ma perché proprio questi tre? Ecco, vede, mi sembra tutto molto chiaro. La scelta delle vittime in questo caso è puramente simbolica. La prostituta che all'angolo di ogni strada insozza il volto della città, il pederasta corruttore di giovani, e infine hanno preso un estremista, un sovversivo schedato sempre pronto ad attaccare l'ordine costituito e inoltre sospettato di aver ucciso un poliziotto. E non dimentichi il manifesto. Roma è anche tua, aiutaci a tenerla pulita. Hanno voluto dare un esempio. Una maniera un po' drastica, ma mi pare proprio che ci siano riusciti. Ciao. Ciao. Allora racconta. Forse faccio ancora in tempo a telefonare al giornale. No, i tre fattacci di stanotte non te li posso dare in esclusiva. Non sarebbe corretto verso i tuoi colleghi. Ma forse un'esclusiva te la puoi guadagnare tu, se facciamo un affare noi due. Tu sai che io mi sono esposto in questa faccenda, ma credo proprio di aver ragione. E se tu puoi darmi certe notizie, io ti assicuro un colpo giornalistico grosso, ma grosso davvero. Ma di che si tratta? Senti, tempo fa un giornale di destra ha pubblicato una specie di servizio inchiesta sulla necessità di ripristinare la pena di morte in Italia per arginare la delinquenza. Ti ricordi? Sì, ricordo benissimo. Parecchie puntate. L'ha fatto un mio amico. Beh, politica a parte. Ecco, c'erano molte interviste, personaggi di primo piano, diceva il giornale, che però non avevano voluto essere nominati. Bene, io voglio sapere quei nomi. E tu capisci che se mando i miei uomini al giornale, il direttore fa un casino e li caccia via. È per questo che devo lavorare sotto traccia. Ma di solito in archivio si conservano gli originali dei servizi. Può essere che nell'originale i nomi ci fossero. Ecco, e ho bisogno anche di sapere le sottoscrizioni che ha fatto il giornale in questi ultimi anni e l'elenco di quelli che hanno offerto del denaro e le relative cifre che sono state date a persone, movimenti, enti, eccetera, eccetera. Non so se lo farò, io faccio la giornalista. Non lavoro per la polizia. Ah. E allora guarda qui. Ti ricordi Pietro Nardini? Altro che. È stato incriminato per la morte di un poliziotto, ma non sono riusciti a condannarlo. Sembra che fosse una montatura. Bene. Pare che qualcuno non sia dello stesso parere. È uno dei tre che hanno assassinato questa notte. Eccolo, arriva. Vacci piano con le domande, in questo periodo è un po' nervoso. Chi è che gli parla del manifesto? Avete niente su cui lavorare? Ma poco per adesso. Una macchina nera con la targa falsa e 4 uomini vestiti di scuro dai connotati piuttosto vaghi. Interessante l'affare del manifesto, eh? Roma è anche tua, aiutaci a tenerla pulita. Dica un po', Bertone, non sarà il sindaco che organizza le spedizioni? Il capo della squadra omicidi non conferma né smentisce. Lei ce l'ha una teoria sugli assassini del manifesto? Le teorie nel nostro mestiere servono poco. Quanti ne ha fatti fuori finora l'anonima anticrimine? È vero che un sacco di ricercati hanno cominciato a costituirsi spontaneamente. Ma che? Si sentono più tranquilli in camera di sicurezza? Sempre quando ci sono i terremoti, i topi escono fuori dalle fogne. Anzi, venite, voglio farvi vedere una vecchia conoscenza. Accomodatevi. Ecco qua. Questo è l'ultimo topo scappato fuori dalla fogna. Lo ricordate tutti? Ma
Quello era Valenti. Proprio lui, sì. Già. Erano 2 anni che gli davo la caccia. Rapina a mano armata e omicidio. Allora, Valenti, come ti senti adesso sotto le sottane di mamma questura? Valenti, ma tu rischi l'ergastolo. Che te l'ha fatto fare a costituirti? Ve lo dico io che gliel'ha fatto fare. Questa notte hanno tentato di prelevarlo e di fargli la festa come agli altri. Però lui è riuscito a scappare e allora si è rifugiato qui in questura. Dice che preferisce morire di vecchiaia in carcere piuttosto che farsi tirare il collo come una gallina. Non è vero, Valenti? Va, Regina Celi. Per adesso no. Abbiamo molte cose da dirci, Valenti ed io. Ma hai chiamato? Che c'è? Ah, sì. Mi hanno fatto l'identikit di quello che ha rotto l'osso del collo all'omosessuale. Il marchettaro l'ha visto bene in faccia e dice che gli somiglia. Speriamo. Ma adesso che hai fiducia negli identikit? Beh, d'altra parte è l'unica cosa che ho in mano per cominciare a lavorare. È il primo errore che ha commesso l'organizzazione. Quale errore? Non uccidere il giovanotto. Beh, se è un errore. Centrale ricevuto. Dottore, l'assassino di Piazza dei Fornari questa volta pare che lo becchiamo, eh? Abbiamo avuto una segnalazione e Terenza ha individuato il nascondiglio. E dov'è? Lungomare Traiana Ostia. Vai a vedere, vai. Un tale da fuori aveva intravisto la ragazza. Terenzo si è appostato tutto il giorno e dice che è sicurissimo del fatto suo. Prendi 50 uomini, fai circondare l'edificio dal commissariato di zona. Che non si muovano fino a quando non arrivo io. E avvertite il questore e la procura. Attenzione, centrale chiama commissariato di Ostia. Attenzione, centrale chiama commissariato di Ostia. Madonna fregare. Vai, vai, tira intorno alla casa. Piegali dietro. Mortacci loro. Sti figli della mignotta. Hanno mannato tutto l'esercito. Ma che vuoi fare ormai? È meglio che t'arrendi. Ma che sei scema? Tu piuttosto prepara da fare la parte tua. Andiamo. Dietro, è pericoloso. Dietro, via. Se ne sono 3 giorni che sta là. Ecco, laggiù. Finalmente, aspettavo lei. Che intende fare? Per prima cosa gli intimerò di arrendersi. Si metta a riparo. No, io resto qui, procede. Sono il commissario Bertone. Sei circondato, non hai via di scampo. Fai uscire la ragazza, poi esci tu con le mani alzate. Hai 2 minuti di tempo. E come intende agire trascorsi i 2 minuti? Rischiare. Rischiare sulla pelle della ragazza? E che altro dovrei fare? Quell'uomo in libertà è capace di fare una strage da un momento all'altro. Sarebbe disposto a rischiare anche se là dentro ci fosse sua figlia? Sono passati. Andiamo. Capo, ci vado io. No, tu vieni dietro a me. Bertone, guardi che si assume una grave responsabilità. Lo so! Non sparate! Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta. La deve portare un solo agente, disarmato. Deve andare via subito e lasciare lo sportello aperto. Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza! Ha sentito? Vuole anche la carrozza sotto casa.
Adesso la domanda la faccio a lei. Cosa vuol fare? Dobbiamo fare quello che vuole lui. Ma in questo modo si porta via le ragazze e ricominciamo da capo. Se tentiamo abbiamo 90 probabilità su 100 di riuscire. Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri. Ma non si può più trattare con i delinquenti. È finita se non si reagisce. Se continueremo a subire i loro ricatti saremo tutti degli ostaggi in mano alla malavita. Attenzione! Sono il sostituto procuratore della Repubblica. Sta bene. Accettiamo le condizioni. Una guardia sola, disarmata, porterà una macchina davanti alla porta. Procede. Esposito, facci tu. Col teleobiettivo. Controllate se è schedato. Bene. Allora, Non c'era altra scelta. Non potevamo sacrificare la ragazza. nessuno voleva sacrificare la ragazza. Comunque per ora è salva. Per ora. Attenzione, ripeto, attenzione, ripeto. Viaggia con la ragazza che tiene in ostaggio. È armato, è stato individuato. Si tratta di 7 Camini Michele, di anni 20, pericoloso, pregiudicato, altezza 1,75, magro, capelli lunghi, neri. Fermato il 17 febbraio 69 per porto d'armi abusivo. Condannato a 3 mesi. Fermato il 2 aprile del 70, sospetta detenzione e spaccio di droga. Rilasciato. Fermato il 23 novembre scorso perché sospetto di associazione a delinquere e furto continuato. Rilasciato per insufficienza di indizi. Bel campione. Su segnalazione della squadra mobile, il questore lo ha già proposto almeno una decina di volte al magistrato per l'assegnazione al soggiorno obbligato. Niente da fare. Dottore, Sì? c'è uno al telefono, non vuol dire chi è. Vuol parlare solo con lei. Va bene, passamelo. Pronto? Bertone? Guarda che se hai deciso di darci dei fastidi, hai sbagliato. Ah, sì? Ma chi parla? Diciamo l'anonimo anticrimine. I giornali ci chiamano così, lo sai. Ah. Allora stammi bene a sentire. No, stavi a sentire tu. Noi non siamo contro di te. Facciamo solo il lavoro che non lasciano fare a voi della polizia. Guarda che di delinquenti ne ho messi parecchi in galera. E ci metterò anche voi, state tranquilli. Lascia perdere. Noi siamo forti. Molto più forti di quello che credi. Noi arriviamo dappertutto, Bertone. Ne vuoi una prova? Sarebbe? Salutami tanto Raf Valenti. Pronto? Pronto? Non si è potuto individuare, parlava da una cabina. Dove va Metti? A pianterreno. È ancora lì, Valenti? Sì, sta mangiando. Gli hanno portato la cena dalla trattoria. Aprimi! L'hanno avvelenato. Incredibile. C'era tanto cianuro da poter far fuori un elefante. Senti un po', i nostri di là dicono che quest'anticrimine ci fa comodo. Come sarebbe a dire? Che questo repulisti proprio ci voleva. Ci toglie da un sacco di guai. Ci metto a loro nei guai, se non la piantano con questi discorsi. Facciano il loro lavoro, altrimenti il repulisti lo faccio io. Ma tu senti un po' che devo... Scusami, sai, ma certe cose le devi sapere. Sono tutti d'accordo di là. E dicono che non gli va mica tanto di mettersi contro quella gente. Non gli va. Sentite un po'! Allora, che succede qua dentro? Cos'è che non vi va? Santalamenti mi ha fatto certi discorsi che non mi piacciono affatto.
Io voglio sapere se comando una squadra di poliziotti o una squadra di cacasotto. Statemi bene a sentire, perché questa è l'ultima volta che parlerò su questo argomento. Per me, e dunque anche per voi, questa anonima anticrimine è soltanto un'associazione a delinquere con una sfilza di omicidi a carico che non finisce più. Siamo intesi? Scusa. Non ho chiesto il tuo parere! Dico soltanto che sono pronto a sbattervi in Sardegna dal primo all'ultimo, se vi sento fare ancora certi discorsi. È chiaro? Al lavoro, ragazzi, al lavoro. Auto 9 ricevuto. Allora? Sta scappando con la ragazza su una motocicletta rubata. E dove l'hanno segnalato? Zona euro. Fermati! Guarda che mi butto! Fermati! Sono Bertone. Attenzione ragazzi, voi sapete chi è quel tale. Abbiamo tutti gli occhi addosso, non possiamo sbagliare. Seguitelo sempre ma senza stringerlo troppo. Noi intanto prepareremo i posti di blocco. Si dirige verso l'Ostiense, il traffico aumenta. Se ci capita l'occasione, capo, che facciamo? Cerchiamo di bloccarlo. Senza fare uso delle armi. Neanche se spara? Neanche se spara! Fermati, tanto è inutile! Zitta! Stiamo viaggiando sulla via del mare, all'altezza del 10° chilometro. Sta andando dritto dritto ai posti di blocco di Ostia, ma non lasciategli mai la ruota. Guarda che se piglia il cavalcavia ti viene proprio in bocca. Siamo dietro anche noi. Stiamo viaggiando sulla strada che costeggia l'aeroporto. Va bene ragazzi, state attenti alle laterali, ce ne sono molte. Questo è il momento di beccarlo, altrimenti siamo fottuti. Gli stiamo addosso! Fermati! Ormai sei fregato! Lo dici tu! No! 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 Pronto, qui sala operativa, pronto, rispondete. Pronto, rispondete, non si sente più nulla. Pronto, qui Bertone! Rispondete! Ho saputo, mi dispiace. Troppo sangue anche per uno che fa il mio mestiere.
Domani i giornali vi accuseranno di aver ammazzato la ragazza. Diranno che fate fuori gli innocenti e lasciate scappare i colpevoli. Il peggio è che lo sanno anche i miei uomini. Se mettono le mani addosso a quel Settecamini, non lo fanno più uscire vivo. Ho trovato tutto. I nomi dei personaggi intervistati sulla pena di morte, la lista delle sottoscrizioni, tutto. Credo di cominciare a capire. Devo fare al dottor Bertone delle importanti comunicazioni e della massima urgenza. Può dire a me. No, devo parlare proprio con lui. È roba da far saltare in aria parecchie poltrone. C'è l'avvocato Armani qui fuori. E cosa vuole? Vuole parlare soltanto con te. Va bene, un attimo. Allora vado. Scusa, sì. Sandra, hai fatto un capolavoro, grazie. Per ora dimentica quella roba. È gente che fa sul serio. A domani, ciao. Arrivederci. Fallo passare. S'accomodi. È permesso? Prego. Scusi l'ora insolita. Si sieda. Si tratta di Settecamini. Perché lei è l'avvocato anche di quel... Il mio cliente è allo stremo. È in preda al panico. Insomma, non ce la fa più. E vuole costituirsi. Esatto. E spero che lei me ne sarà grato. Non è stato facile convincerlo. Bene, me lo porti. No, commissario. Il mio cliente si vuole costituire, non suicidare. Come sarebbe a dire? Chiediamo delle garanzie. Prima di tutto, non vogliamo gente intorno. Cos'è? Ha paura della pubblicità? Andiamo, commissario. C'è odore di linciaggio e lei lo sa meglio di me. Sta bene. Ci saranno soltanto i miei uomini, d'accordo? No, commissario, non siamo d'accordo. Noi abbiamo paura anche dei suoi uomini. Sono molto eccitati, un colpo fa presto a partire. Mi pare che di questi tempi, di procedimenti di giustizia sommaria, non è che... Avvocato, cosa vuole per quel mascalzone? Un comitato della Croce Rossa? No, deve venire a prenderselo lei, da solo, senza scorta, e impegnarsi a portarlo vivo alla Procura della Repubblica, senza soste in questura. Dov'è? C'è scritto tutto qui. Auto 5 chiama Auto 6. Auto 5 chiama Auto 6. Santramenti, mi senti? Dimmi, Bertone. Passa. Allora levati dai piedi. Ti ho già detto che devo andare da solo. Cristo, ma che fai? Non ci puoi andare da solo. Levati dalle balle, t'ho detto. È un ordine. Va bene. Torno indietro. La pistola. Andiamo. Per forza!
c'è una sigaretta? Non fumo. Sì, qui Bertone, dimmi. Ferma la macchina e fai scendere quel delinquente, lo preleviamo noi. Hai capito chi siamo? Ci riconosci? È vero, commissario, eccoli qua. Quelli vanno a me. Lasciaci quella carogna. Tu lo sai quello che ha fatto. Deve essere punito. Gli facciamo fare la fine del suo amichetto. Che succede? Che succede, commissario? Io... Stai calmo, eh? Non può correre di più. Sta zitto. Quelli se mi beccano mi ammazzano. Hai capito, non ce l'abbiamo con te. Lasciaci il ragazzo. Per l'ultima volta. Non Fuori. ce lo farò prendere con la forza. Quelli mi ammazzano. Stai fermo. Ma stanno arrivando. Taci. Fanno un'altra di testa tua e t'accoppo io. Stai giù. Eccoli, mi deve aiutare. Stai zitto. Guarda che i spari venivano da dentro. Ma sì, da dentro, da fuori, ma intanto da quella parte. Vai, vai, vai. Là, sì, là. Filiamo, non possiamo rischiare di più. Andiamo. Forza! Pronto? Sono Bertone. Santalamenti, mi senti? Sì, ti sento. Com'è andata? Sì, ho preso il ragazzo, tutto bene, ce l'ho qui con me. Piuttosto hai avvertito il procuratore? Sì, l'ho fatto io personalmente. Ti aspetta nel suo ufficio. Va bene, vacci anche tu. Mi aspettami là. Mi hai sentito? Va bene. Passo e chiudo. Fallo passare. Avanti. Eccolo. Che è qui. successo? Ah, niente, una ferita di striscio, non si preoccupi. Chi l'ha ferito? Beh, io no. Io so bene che ai fermati non si torce nemmeno un capello. Hai sparato contro gli agenti? Chi? Lui? No! Lui non spara ai poliziotti. Spara contro le vecchie, lui. Ai poveri padri indifesi. Getta le ragazzine sotto le macchine. Stammi a sentire, sciagurato.
Un delinquente che fa fuori un poliziotto lo posso ancora capire. Come te che fa scempio di vittime innocenti. Non è nemmeno degno di appartenere al genere umano. Mi lasci stare! Io ho un conto in sospeso con questo verme! Bertone, qui non ci sono fatti personali. E chi gliel'ha detto? Ho rischiato la mia pelle per portarlo qui. La mia pelle è un fatto personale, no? Se non t'avessi salvato io, a qu'ora t'avrebbero staccato la testa dal collo, lo sai? Di chi sta parlando? E glielo chieda lei, è lei che interroga, no? Avanti, rispondi! Io non so niente! Ecco, e adesso è tutto finito, sei qui al sicuro, contento, eh? Che intende dire tutto finito? Che intendo dire? Intendo dire che per questo galantuomo il peggio è già passato, non è così? Tra avvocati, giudici, periti e tutto l'apparato in pezzi di una giustizia che ha paura di fare giustizia. Gli scoveranno qualche schizofrenico nell'albero genealogico, qualche affetto d'epilessia, non è così? E poi un po' di buona condotta, qualche condono, e se la caverà sì o no con 10-12 anni di carcere, durante i quali potrà perfezionare il suo mestiere di delinquente. E alla fine sarà pronto ad uscire per ricominciare come prima, e peggio di prima, non è così? Bertone, ora basta! Si calmi! Su, avanti. Non rovini tutto proprio adesso. Perché? Che significa proprio adesso? Ho archiviato il procedimento nei suoi confronti. Sono arrivato alla conclusione che Bettarini mentiva. Davvero? Allora posso quasi considerarmi un cittadino rispettabile. Pensavo che le facesse piacere. O vuole le mie scuse personali? No, grazie, non occorre. Tanto ormai io sono fuori da questa faccenda. Ho già preparato le mie dimissioni. Così lei è fuori dalla polizia. Da domani. Una crisi di coscienza, vedo. Ho speso tutta la mia vita nella lotta contro il crimine, perché sono un poliziotto. Ho anche invocato delle leggi più severe, perché mi aiutassero proprio a fare meglio il mio mestiere di poliziotto, in buona fede. Ma adesso mi accorgo che quelle leggi rischiano di essere usate non soltanto contro il crimine, e che di conseguenza io rischio di diventare uno sbirro borbonico. Naturalmente le porte del circolo sono spalancate per lei. Qui potrà non far niente, davvero pensionato. O potrà occuparsi di... No, da domani il circolo è chiuso. Che vuol dire chiuso? Vuol dire chiuso. Sigilli alla porta. Vuol dire che l'anonima anticrimine chiude i battenti. Bertone, non dimentichi nemmeno per un momento che questo è un circolo molto particolare. È un circolo di ex poliziotti. Alt. Non confondiamo la polizia con questi 4 sparafucili che lei si porta appresso. Anzi, mi tolga una curiosità. Lo fanno per fanatismo o per denaro? Perché ho fatto un'inchiesta sui contribuenti del suo circolo. Sono decine di milioni l'anno. Abbiamo degli amici. E che amici? L'alta banca, la grande industria, i grandi burocrati e persino qualche pezzo grosso del Vaticano. L'anonimo anticrimine non è che un primo passo verso la scalata al potere. Primo stadio, associazione a delinquere. Secondo stadio, colpo di Stato. Terzo stadio, ritorno alla dittatura. Lei mi dovrebbe dare dei fatti. Gliene cito subito uno. Alcuni mesi fa una personalità anonima dichiara ad un giornale l'urgenza di ripristinare la pena di morte prima che qualcuno adotti le inevitabili misure. Bene, io ho in mano l'originale di quell'inchiesta, dalla quale risulta che l'eminente personaggio intervistato non è altri che lei, l'ex questore Stolfi. Ho fatto anche un'inchiesta sui soci del circolo. Risulta che la maggior parte sono ex poliziotti in fama di duri, che hanno avuto noie per sevizie, abuso di potere, manipolazione di prove. Vuole un altro fatto? Il giorno in cui lei mi spiegò con tanta chiarezza il perché del massacro di quei 3 poveri diavoli, commise un errore. Come sapeva infatti che si trattava di una prostituta, di un omosessuale e di un sovversivo. È lei che lo ha definito così. Io fino a quel momento avevo dato soltanto i nomi alla stampa. E non è ancora tutto. Lei riconosce questo scimmione?
Per carità, Bertone. Lei sa il valore degli identikit. Naturalmente lei non pensa di montare una cosa contro di me su quel pezzo di carta. Io faccio solo gli arresti e mando i rapporti. Il resto spetta all'autorità giudiziaria. Arresti? No. Voglio ammettere, così, per un momento, che la sua teoria sia corretta. Ammettiamo che questo sia il quartier generale dell'Anonima. Lei pensa che uscirebbe da questo posto vivo? Non si preoccupi per me, ho preso le mie precauzioni. Santalamenti e i miei uomini hanno già circondato l'edificio. Complimenti, è quella che si direbbe una brillante operazione di polizia. Allora proceda pure. In nome della legge, la dichiaro in arresto. Peccato, mi dispiace. Un uomo giusto dalla parte sbagliata. Qualcuno sa che lui era venuto qui? Nessuno. Bene, bene. Ho trovato anche il dossier. Ma faranno un'inchiesta a fondo questa volta. Oh, no, non ci pensare. Sta tranquillo, so io come devo manovrare. Peccato comunque, perché era un uomo in gamba. E all'ambulanza di fermarsi là, che ha preso Cerpantano. Brigadiere, abbiamolo dalla centrale. La perquisizione ha dato esito negativo. Nei cassetti della scrivania di Bertone nessuna traccia di quel dossier. Né altrove, neanche a casa sua. Ma è impossibile. Non si possono perdere documenti di quell'importanza. Infatti è impossibile. Ma allora qualcuno deve averli rubati, distrutti. Qualcuno chi? Dovrei pensare che qualcuno lo tradiva. Lei non lo pensa? Io non posso solo pensare, io ho bisogno di prove. Perché la morte di Bertone non è già una prova, la prova di tutto. Purtroppo Bertone non può più parlare. Dottor Ricciuti. Oh, eccellenza. Scusi una parola, mi hanno detto che lei sta collegando quell'assurda storia dell'anticrimine con la morte del povero Bertone. Ma che scherziamo? Beh, potrebbe essere un orientamento. Ma andiamo, Ricciuti, andiamo. Ma quale orientamento? Lei ha davanti a sé una bellissima carriera, ma che davvero se la vuol giocare per sostenere queste fesserie? A meno che quelle che lei chiama fesserie non siano suffragate da una intima e sempre crescente persuasione, che in questo momento è diventata convinzione assoluta. Ma sul fascicolo, che ci scrive Ricciuti? Procedimento contro chi? Contro chi? Contro chi, eh? Per ora contro ignoti. Ma ritengo che presto il fascicolo si coprirà di nomi e di cognomi. Non voglio impedirle di andare per la sua strada, ma porti molte prove a sostegno. Le conosco le esigenze processuali, eccellenza. Buona fortuna. Grazie.
il commendator Stolfi? Può passare domani mattina alle 10 nel mio ufficio. Naturalmente. Non sparate! Bertone, guardi che si assume una grave responsabilità. Lo so! Vuole una macchina della polizia qui davanti alla porta! Sta bene. Accettiamo le condizioni. Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza! Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo. Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri. Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Abbiamo le mani legate. Pane. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti o quando sparate sugli operai. Fuori se avete coraggio, fuori! Perché non fate i bulli adesso? E dice che scherzate. È mia, vero che scherzate, vero? Se qualcuno avesse interesse a dimostrare che col nostro sistema democratico non si tiene a bada la malavita e si mettesse in testa di fare una specie di repulisti per conto suo, cosa credi che farebbe per prima cosa? Ma cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare? Qualche volta lo fate. Quando accompagnate certi pezzi grossi. Ho un conto in sospeso con questo verme! Non ci sono fatti personali! Chi gliel'ha detto? Io l'ho portato qui a rischio della mia pelle è un fatto personale o no? T'ho detto despogliate. Beh, se andiamo a divertire. Salve. Dunque, questa bella di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. Il che vuol dire che può fare quante marchette vuole fino al momento in cui non sarà ammazzata. Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, di passare da un casino all'altro. E il Papa, in questo caso, era lo Stato o magari la polizia. Allora, cos'è successo? L'ho già detto e mi hai rotto la testa. Adesso non mi fregate più. Io ti dico che qui, ai fermati, non si torce nemmeno un capello.
siamo, signor Questore. Questa notte ne hanno ammazzati 3. Allora, signora, dov'è Mario? Se non lo sapete voi che ve lo siete bevuto. Noi non l'abbiamo arrestato, signora. Quante volte glielo devo dire? Beh, che è stato è stato. Sono venuti 2 e l'hanno imbarcato. E mo' che volete da noi? Pronto, rispondete, che succede?